Un Angelino Alfano a tutto campo, quello che emerge dal libro di Paolo Cilona, presentato alla biblioteca Franco La Rocca. Un'ascesa politica dirompente dall'indicazione a vice sindaco di Agrigento alle elezioni del 93 alla carica di ministro degli interni, passando per consigliere provinciale e deputato regionale. Il volume racconta i momenti più significativi della carriera di Alfano, da berlusconiano di Berlusconi a diversamente berlusconiano, fino allo strappo e alla fondazione del nuovo centrodestra. E ancora gli intrighi, le alleanze e i tradimenti di un uomo politico che riflette le contraddizioni della sua terra, quella agrigentina. Alfano merita tanta attenzione perché l'agrigentino che in atto ricopre tante cariche importanti dal punto di vista istituzionale e soprattutto politico. È stato segretario nazionale del PDL, ministro di Grazia e Giustizia, ministro dell'Interno e poi ha fatto un percorso abbastanza brillante, iniziando da semplice consigliere provinciale, deputato regionale, anche assessore comunale di Agrigento, anche se per pochi mesi, e poi è stato anche uno dei personaggi più attivi della politica italiana. Di Alfano hanno parlato amici e avversari politici, Vincenzo Fontana e Angelo Capodicasa. Dalle cose che sono emerse da questa scrittura, evidentemente frutto anche di testimonianze, e come tali le testimonianze sono anche frutto di riflessioni personali, però devo dire che complessivamente Alfano ne esce molto bene perché è un uomo che ha dimostrato grandissima intelligenza, intuito, capacità, facilità di dialogare, ma anche con semplicità, insomma, facendosi capire da tutti. È un intuito politico non comune, tant'è vero che in pochi anni, in giovanissima età, ha raggiunto dei traguardi che sono assolutamente impossibili per altri. Sulla figura di Alfano diciamo, non parliamo di un personaggio storico, parliamo di un uomo politico che è in piena attività, quindi il giudizio è politico, non può essere di carattere storico. Sta svolgendo un ruolo di carattere politico nazionale, io considero di primaria importanza in questo momento, perché ha consentito, con le scelte che ha compiuto ultimamente, anche con la rottura con Berlusconi, di dare la possibilità a governi che hanno come programma politico di affrontare l'emergenza di poterlo fare. Si è visto che i frutti per l'Italia piano piano vanno emergendo e questo credo che torni a suo merito. Poi il passato giudicherà la storia.